Ciao a tutti, sono Nicola Falcone e vengo da Venezia. La mia carriera professionale nasce nel mondo degli avvocati, un mondo veramente spiacevole. Io non so ragazzi se sapete che gli avvocati in questo periodo sono messi male. A Roma ci sono più avvocati che nell'intera Francia e qualche mese fa è venuto fuori sulla stampa che i nuovi poveri sono avvocati, architetti e altri giovani professionisti, ma sono informazioni che chiunque può confermare. In sala c'è qualche avvocato? No? Neanche i soldi per un aperitivo c'hanno sti morti di fame? Io mi sono iscritto a giurisprudenza per coltivare quella che è la mia più grande passione, rompere il cazzo. Adoro rompere i coglioni, se fare arrabbiare le persone fosse un'attività retribuita probabilmente in questo momento sarei milionario. Io, come avrete capito, non faccio l'avvocato nella vita, faccio altro, faccio multe. Non nel senso che vado io per strada a farle. Mi piacerebbe moltissimo poter godere delle espressioni di chi si vede mettere in mano un verbale, ma non potrei mai mettere quei buffi copricapi. Io sono quello che decide se una multa è giusta o è sbagliata. Ed è giusta. Ed è bellissimo. La cosa bella è che non metto la firma su quello che faccio, la metto un altro, quindi riesco a rompere il cazzo a migliaia di persone, siano esse fisiche o giuridiche, senza lasciare traccia, sono come un ninja. Io sono quello che quando siete in autostrada in corsia di sorpasso a 160 vi sta attaccati al culo e mette la freccia a sinistra e voi siete lì a 160 con sta freccia che vi lampeggia nel retrovisore e cos'è che fate? Accelerate. Tutti accelerano. E io non ho fretta, sono un comunale, non so nemmeno cosa sia la fretta. Ovviamente non sono l'unico che rompe i coglioni, ci sono categorie di persone che sono nate apposta per rompere i coglioni. Quando ho a che fare con loro mi sento un giustiziere, uno che riporta l'equilibrio. Mi riferisco agli operatori dei call center e ai testimoni di Geova. Mi auguro che il buon Dio mi dia presto la possibilità di confrontarmi con una persona che faccia parte di entrambe queste categorie. Molti mi dicono sei una merda, te la prendi con gli operatori dei call center, sono solamente ragazzotti che cercano di sbarcare il lunario in qualche modo. Oh, non l'ho mica obbligato io a laurearsi in lettere. E poi parliamoci chiaro, quante volte vi è capitato di chiamare il 190, mettere giù e pensare ah cavolo, quel Christian aveva talento, è proprio un peccato che debba lavorare in un call center. Gli operatori di call center comunque danno un servizio alla società, tu ti sfoghi con Carmelo di Pozzuoli e non ammazzi tua moglie in salotto. Quello che sto dicendo è che so benissimo che c'è gente che non merita quella fine, che c'è una crisi del mercato del lavoro. Sto dicendo però che ci sono persone che non troveranno mai un lavoro, gente che si lamenta di non aver ricevuto risposta quando ha mandato la propria candidatura per il posto di direttore marketing a una multinazionale e il curriculum lo ha inviato dal proprio indirizzo email del liceo, gangialibera@libero.it, Mary non può piovere per sempre @hotmail.com. Cioè, questo ve lo da raccontare un praticante avvocato che si candida, ovviamente in uno studio legale, e manda questo curriculum. Competenze linguistiche, inglese, ottimo, come tutti. Tutti sul curriculum e su LinkedIn siamo pronti per un MBA a Stanford. Seconda lingua, armeno. Cazzo, non sai mai che magari ti capiti il cliente armeno, almeno c'è il praticante che lo biascica. Competenze informatiche, Word, mail, navigazione web. Questo scritto in un curriculum formato doc inviato via mail a un indirizzo trovato online. Tempo libero. Volontario Avis, capo scout, esperto di diritto armeno. Cazzo, io con uno così non ci faccio neanche un viaggio in ascensore, figuriamoci conviverci in un ufficio. Comunque ragazzi, prima di salutarvi voglio informare i gestori del locale per confermare la mia tendenza a rompere i coglioni che l'estintore è scaduto. Ho provveduto io a chiamare i vigili urbani, stanno arrivando. Grazie mille. Nicolò Falcone.